Momento magico. Mani nelle mani, incrocio di sguardi, occhi che ridono significando amore, mute promesse. Le mani tue, le mani mie unite, questa è felicità. Bentrovati a tutti voi cari amici all'ascolto. Abbiamo voluto iniziare questa nostra terza pagina ospitando una breve poesia di un nostro caro amico, Franco Froli. Ci ha lasciati purtroppo questo nostro caro amico in questi giorni alla veneranda età di 94 anni. Come avete visto, la registrazione è recente. Quantomeno merita questa nostra copertina perché è stato un grande amante dell'arte e grande mecenate della cultura, in particolare della musica classica, sostegno che ha sempre dato nella massima discrezione. Doveroso quindi mandargli un grazie di cuore. In questa puntata della vostra terza pagina, nel Zaviro della Cultura messo a disposizione da questa emittente di informazione, proponiamo un concerto molto particolare che abbiamo organizzato nel gennaio 2016 con il patrocinio del Comune di Treviso presso l'antica chiesa, oggi auditorium annesso ai musei di Santa Caterina di Treviso. A questo proposito vi invitiamo ad andare a visitare le pagine web di questi musei, perché offrono delle mostre davvero di altissimo livello che meritano un viaggetto. Come detto, concerto molto particolare perché propone un sodalizio assai raro, ovvero quello del pianoforte e dell'organo. Va detto che anche in quanto ad organo, lo strumento utilizzato nel concerto è particolare, trattandosi di un organo per la musica antica con la peculiarità di avere la tastiera cosiddetta mesotonica, che è un sistema di accordatura rinascimentale nel quale le note non sono 12 ma 14. In più ha infatti i tasti del Re diesis diviso dal Mi bemolle e il Sol diesis diviso dal La bemolle. Usanza di accordatura poi sparita nel periodo barocco. Va però detto che ancora oggi violino e chitarra si accordano con questo sistema, detto anche accordatura pitagorica. Ed eccoci a Il Dialogo, un concerto sodalizio inusuale, con due grandi interpreti, Giorgio Sini al pianoforte. Giorgio Sini è un direttore d'orchestra e compositore, oltre che pianista, e Gianandrea Paoletta all'organo. Il programma inizia con 3 brani eseguiti all'organo da Gianandrea Paoletta. Il Salve Regina di autore anonimo, a seguire di Girolamo Cavazzoni le variazioni sul tema della canzone Le Belle et Bonne e a concludere l'Hymnus Ave Maris Stella. Piccolo pertinente intermezzo con Giorgio Sini al pianoforte che interpreterà una sua composizione, un'Ave Maria dal titolo Per Amore. Si ritornerà quindi all'organo con un brano di Andrea Gabrieli, La Fantasia Allegra, interpretata, come detto, da Gianandrea Paoletta, a fargli da contrappunto, se così si può dire, un brano di autentico virtuosismo, la Fantasia beethoveniana, scritta ed interpretata al pianoforte da Giorgio Sini. Seguiranno altri 3 brani, dei quali spiccano le grandi doti interpretativi dell'organista Gianandrea Paoletta, tutti composti da Girolamo Frescobaldi. La toccata seconda
a seguire il Capriccio pastorale e, per concludere, La Bergamasca. Non da meno, in quanto a doti interpretative, seguirà al pianoforte Giorgio Sini, che vi proporrà dalla suite spagnola di Isaac Albeniz Granada, Serenata Opera 47 numero 1. Si ritorna ancora all'organo con Andrea Paoletta e le variazioni per organo. È nato il Bambin Gesù di Jan Pieterszoon Swenlich. Ancora un tema religioso con il pianista Giorgio Sini, che presenta una sua suggestiva opera, La fantasia sul pensiero di San Francesco. In chiusura, Andrea Paoletta interpreterà, sempre all'organo, La Gagliarda, prima e seconda, di Girolamo Frescobaldi. Buon ascolto.
Questo brano che eseguo l'ho scritto pensando a San Francesco, no? Assisi, quando ha costruito la Porziuncola. Allora c'era il vento, il freddo, eccetera, andava poi a pregare appunto Gesù, un bambino, anche la notte di Natale. E allora con questa, diciamo, questa rappresentazione di San Francesco come uomo molto profondo e legato alla natura, ho scritto questo brano, immaginando appunto San Francesco intento a costruire questa chiesettina in mezzo all'intemperie. Dimenticavo di dirvi che lo sto suonando tutto solo sui tasti bianchi, non su quelli neri, perché quelli neri sono forse i cattivi, quindi i tasti bianchi come purezza.
Finita anche questa nostra nuova avventura, abbiamo pensato di proporvi organo e pianoforte, una sfida, come dire, da vincere, e ci auguriamo di averla vinta. È stato un bel programma e un buon programma anche come proposte, per non parlare di due protagonisti davvero eccelsi. Ebbene, si ritorna quasi alla vita normale. Vi raccomando, rispettiamo le regole, facciamo vedere chi siamo, come abbiamo sempre dimostrato. Non mi resta che augurarvi buona continuazione con le programmazioni di questa vostra emittente di informazione che dà spazio anche alla cultura, e arrivederci. Ciao a tutti.